Buongiorno, oggi è sabato. Mi sono quasi pentita di essere partita da casa per andare a far spesa, perché c'è un traffico tremendo. Sto andando a fare la spesa al Lidl, che è un pochino che non vado al Lidl, veramente è un po'. E non so se da quando sono tornata dal mare sarò andata forse una volta, massimo due, per cui è un po' che non ci vado. Cioè veramente mi sono pentita di essermi mossa da casa, anche perché a mezzogiorno devo essere a casa, ma se c'è tutto sto casino è quasi impossibile praticamente riuscire a essere a casa in tempo. Ecco, sono ferma. Bene. Certo che quello davanti a me è pericoloso, mamma mia. Sì, è un pochino pericoloso. Meglio che sto distante, perché qua se ne sentono ogni giorno di incidenti. Mi sono fermata un secondo perché c'era qualcosa che non quadrava nel telefono, quindi mi sono dovuta fermare. Adesso devo ripartire. Il problema adesso è che devo fare tutto il giro tondo, fare così e cercare di rimettermi in statale. C'è stato un cambio di programma, nel senso che c'era troppo traffico per andare fino al Lidl e infatti mi sono fermata, salve signora, a Tidy Cadore alla EO, ecco, che so che da molti non c'è la EO, ma è sempre del gruppo Dove cavolo ho la chiave della macchina? Cioè io mi perdo sempre tutte le chiavi. Bene, quindi adesso vado a casa, sono le 11:20, quindi riesco ad arrivare a casa giusta veramente. Lascio la spesa, ho preso anche 3 etti di prosciutto. Io non mi piace prendere il numerino, fare la coda, prendere il prosciutto o prendere gli affettati, è una cosa che non mi piace fare, essere servita. Però qui purtroppo l'unico modo, perché gli affettati confezionati qui costano tantissimo. Se andavo al Lidl, prendevo al Lidl il prosciutto. Ma secondo me ho risparmiato. Salve signora, sto parlando col telefono? Sì, non si preoccupi, è una cosa normale ormai di questi tempi. Quindi, arrivata a casa, poi dopo vi faccio vedere che cosa ho preso. Ho speso 19 euro e spiccioli. E sono contenta perché ho speso anche poco, ho preso un po' di frutta. Cioè si mettono a fare non lo so, non parlo perché sono in mezzo a strada laggiù, sono tutti in mezzo alla strada, cioè non è mica possibile così, no, e niente, mi tocca aspettare. Questo non riesce neanche a uscire perché ci sono macchine parcheggiate dietro. Dai che ce la fa. Bisogna avere pazienza quando si viene a far spesa qua e c'è tanto casino, bisogna avere pazienza perché è stretto il posto e è quello che è. Niente, io adesso vi faccio vedere un po' il paesaggio, giro la visuale. Anche pentita di essermi messa i pantaloni lunghi perché è uscita un'afa tremenda. Sembrava freddo oggi, poi ormai sono le 11 e qualcosa, quindi il caldo si sente a quest'ora. Mamma mia, sto sudando veramente ovunque.
comunque qua sotto dal piercing sudo tantissimo. Non so perché qua dal piercing, boh. Cioè è caldissimo. Ah, devo tirare giù il finestrino forse. Intelligente. Mi ero dimenticata di tirare giù il finestrino. Ma oggi non c'è semaforo qui sulla statale, quello che vi dicevo sempre che stavano facendo i lavori, eccetera eccetera, perché oggi è sabato, quindi non c'è, non lavorano. Per fortuna, perché sennò ci sarebbe una coda tremenda per tornare a casa e anche per andare in fuori. Ok, è ora di tirare giù il finestrino. Ah, che sollievo! Non è tanto più fresco, ma insomma, c'è un po' d'aria che entra. Ah, va bene. In teoria vado con i miei pomeriggio, se riescono, perché dipende da mio papà, dal lavoro. Insomma, vado con loro giù per Treviso, sempre a prendere la carne, e poi loro non so cos'altro devono comprare. Cioè, voi vedete tutto che fa così, perché qua abbiamo le strade che sono tutte massacrate. Mezzogiorno e 3, sono in ritardo, sono qua a casa dei miei e ho la roba in macchina, quindi sarà, cioè col caldo in macchina, la roba che ho comprato, la frutta e l'affettato e il macinato saranno già tipo cotti. Vabbè, pazienza, li metto subito in frigo e vado a casa che è tardissimo. Non so perché ho fatto questa manovra. Era una vita che non facevo una manovra così. Vabbè, non so, ho sbagliato perché di solito la faccio diversamente. Va bene. Allora, oggi per pranzo, qua è tutto storto, faccio le piadine. Piadine con insalata, prosciutto, salsa rosa e basta. Basta. Direi che può bastare, no? Quindi è faccio un pranzo molto veloce, visto che sono in ritardo. Niente, ho tirato fuori la spesa dalla borsa, adesso inizio a preparare anche la tavola. Comunque mezzogiorno e 10 non è più tardi, quindi sono bene o male in tempo, ecco. Quindi posso farvi vedere anche la spesa. Sarà un vlog con la spesa inclusa praticamente. Ho acceso la macchinetta del caffè e giro visuale. Ecco qua, questo è lo scontrino di questa volta. Prosciutto cotto, ho preso 3, gli ho detto 3 etti, mi ha dato 3 etti e mezzo. Comunque va bene lo stesso, a me piace il prosciutto, quindi 3, infatti ho visto quando l'ha pesato che era di più. Mi fa, e te ne ho messo un po' di più, vabbè insomma dai. Comunque prosciutto cotto appunto, ne ho preso tanto per fare le piadine, visto che le ho in frigo. Poi ho preso questo condimento qua, è quello che ho usato per fare il riso quando siamo andati al lago di Sorapis, che vi ho fatto vedere, avevo preparato il riso. Ecco, ci ho messo dentro questo condimento qua, più un po' di maionese, insomma, per fare un po' di maionese, un po' di olio, eccetera. Quindi questo qua avevo usato e devo dire che era venuto buono. Poi ho preso pomodori e ne ho presi anche indietro perché... Poi ho preso queste che sono le susine, queste qua, che alcune sono un po' indietro e alcune invece sono già pronte, le scelgo apposta un po' miste. Poi ho preso questo misto di insalata, come si chiama? Misticante? Come si chiama? No, insalata mista appunto, ecco. E questa la devo mettere assolutamente in frigo, ma penso di farla domani o dopodomani. Questa invece la uso già oggi per fare le piadine, questo è il lattughino solito. Poi ho preso di nuovo le ciliegie e queste qua sono veramente buonissime. Poi ho preso delle zucchine, 3 zucchine, perché le faccio alla bistecchiera. E poi ho comprato di nuovo il macinato, visto che ero là ho detto lo compro e poi tanto io lo metto in congelatore, quindi dura finché non lo tiro fuori, ecco. Ecco, Pepe si è sistemato sulla poltroncina e adesso preparo la tavola perché sono in estremo ritardo. Ecco, le piadine, queste qua del Prix, devo dire che a me non si rompono più, si rompe magari un pezzettino, magari si rompe per così, però riesco comunque a piegarla a metà
e fare tipo calzone, quindi io la imbottisco di roba, la scaldo, la imbottisco di roba, la lascio ancora nella padella e poi si può mangiare. E comunque veramente mi piacciono quelle lì. So che però molte piadine si rompono proprio, si spezzettano in 1000 pezzi, ecco, quelle non... Io adesso sono abituata a prendere queste, però so che ci sono anche quelle che si rompono, cioè basta toccarle, sono già rotte. Allora, devo fare la salsa rosa, ok, ketchup e maionese, mi serve una ciotolina. Spero vi piaccia questo video vlog della giornata. Allora, una ciotolina per fare la salsa rosa. Sì, perché in quel pezzo di vetrina ho bicchieri, ho le ciotoline, ho i piatti. Una volta i piatti li tenevo lì, e invece adesso, sì, è ormai un po' di mesi, anche più di un po' di mesi, forse un anno, ho spostato le cose perché qua i piatti ero scomoda a prenderli perché erano troppo in alto e avendo avuto problemi con la spalla facevo fatica a prendere le cose in alto e quindi li avevo spostati là via. Vabbè. E niente, vi lascio e ci vediamo dopo. Se mi ricordo vi faccio vedere una piadina pronta, se mi ricordo. Ecco, mi sono preparata, sono pronta per andare via. Direzione Treviso. No, Treviso no. Comunque sono pronta per andare via. Mi sono messa la maglia nuova sotto al costume direttamente, ma mi porto dietro anche una canottiera. Metto le scarpe a ginnastica, le solite, bianche, le Nike. Poi ho le maniche che continuano ad andare giù, in realtà io le tiro, ecco, su così. Poi ho i soliti pantaloncini e la maglietta col costume, basta. Però non capisco, questa maglietta qua, allora davanti è lunghissima, dietro è cortissima, cioè è più... e questo è il davanti, no, questo è il davanti, non è il retro, perché l'etichetta è dietro. Qua non c'è etichetta, però è un po' strano. Vabbè, comunque questo è l'outfit per andare via. Dovrebbero arrivare adesso i miei, perché sono le 2:30, quindi dovrebbero arrivare e niente. E per andare via mi porto dietro questa borsa qui, che se vi ricordate è quella di Avon, che c'era anche, la vendevano anche in versione viola. Ecco, io l'avevo presa invece nera. Quindi mi prendo proprio una borsa ancora più piccola di quella dei cinesi che l'ha appesa. Va bene, adesso qui ho ancora aperto finché non arrivano e poi baracco tutto e me ne vado. Che bello che è. Sono contenta che vi sia piaciuto il weekly. E il lago poi, è bellissimo. Ci torno ben... Lì al lago di Serapis ci torno... in agosto penso di tornare su. Se trovo un'altra giornata bella, calda, come la domenica scorsa, ci torno molto volentieri con qualcun altro, ma insomma ci torno. Perché è veramente un bel posto. Va bene. Ho freddo a stare qua in casa però, sì, sono le 2:30 giuste. Ho messo le extension ai capelli, quelle colorate, e un po' si vedono qua sopra, ma nessuno mi deve guardare qua sopra, no? Oggi ha tagliato l'erba Omero, che è qua di Borca, ha tagliato l'erba con la falciatrice e quest'erba qua poi la dà da mangiare alle sue bestie. Eh sì, perché anche ha la stalla e quindi ha bisogno di fieno. E infatti lo taglia ogni anno, taglia l'erba lui qua sotto, quella la lascia crescere bella alta e poi a luglio la taglia. Va bene, vado.
Penso siano le 10, non so che ora sia. Sto andando a prendere i soldi perché devo andare a fare benzina. Domani mattina, che è domenica, vado al Lidl. Sì, domani. Stanno facendo musica qui alla Conchiglia, all'Happy Park, il bar qui che c'è in località Laguna. E stanno facendo musica Blues and Soul, perché ogni anno si tiene l'evento Blues and Soul Festival nel mese di luglio e quindi praticamente ci sono delle serate. Ecco, l'anno scorso sono stata ad ascoltare, ma non mi piace tanto come genere, quindi alla fine non vengo neanche più a sentire tanto, non mi piace proprio. E ci sono delle serate che sono anche a pagamento, ecco. Quindi niente, io adesso, questa invece è gratuita, qua a Borca le fanno gratuite. Vado a fare benzina, quindi vado al distributore. Ci sentiamo domani mattina e niente, buonanotte. Buongiorno. Quindi oggi io dovrei andare a fare spesa, ma sono già le 8 passate. Ho appena messo i cornetti in forno a cuocere. E poi devo attaccarne alla lavatrice, vabbè, quella a tempo che vado a far spesa e torno è pronta da stendere. E devo ancora fare il letto, appena aperto prendere aria, quindi devo aspettare ancora un po'. Cioè, ho appena aperto, sarà 10 minuti. E niente, quindi ho preparato la lavatrice, devo solo fare avvia. Poi adesso tiriamo ancora un po' giù le coperte, i gatti, di sto letto. Sì, i gatti volevano che io mi alzassi, ce li avevo tutti e tre sul letto che rompevano. Non so quanto faccio durare questo video qua, sono piena di segni sulla faccia ancora del cuscino. Dormivo proprio molto bene, devo dire. Pepe? Vieni qua. Allora, i gatti hanno ancora qualcosa di pappa, comunque adesso gli cambio le ciotole e do la pappa a tutti. Che carini! Devo girarli, quelli dietro devo metterli davanti. E dopo tanto faccio colazione con il caffè latte. Di solito non lo bevo a colazione, magari lo bevo a metà mattina o pomeriggio. E poi la brioche pronta. Infatti è ancora bollente, devo aprirla che si sfreddi. In tutto questo sono le 8:40, quindi dovrei riuscire a partire in un orario abbastanza decente, non come ieri che sono partita alle 10:30 alla fine. No, dovrei farcela. Fatto spesa. Oggi ho una irritazione fortissima agli occhi, per cui non posso neanche fare niente. Mi bruciano, mi prudono. Penso sia congiuntivite, ecco. Domani andrò dal medico se mi ricordo, perché ormai ho sempre queste irritazioni, non è normale che ce le abbia così spesso, e quindi vado a darmi un'occhiata, a farmi dare un'occhiata. E adesso vado a casa, si vede, adesso vado a casa e metto via la spesa. Ho speso 46 euro, anzi prima devo andare dai cinesi perché il mio moroso ha bisogno della, mi guardano male, della pellicola per il telefono della ditta e anche di una custodia, quindi secondo me la ditta dovrebbe dargli queste cose. Comunque eccomi, allora 11:35 e sono a casa. Sono appena andata in bagno, mi sono svestita perché avevo caldo, anche se di fuori è nuvoloso. Qua a Borca non è caldissimo, fuori verso centro Cadore è più caldo. Tutta l'irritazione, guardate qua, domani devo andare a farmi vedere sul serio, come vi ho detto prima, perché è sempre peggio, quindi devo andare. Allora, sono stata dai cinesi e ho preso la pellicola, quella che si deve ritagliare praticamente, perché siccome è un telefono della Vodafone, non so che pellicola ci va. È fatto così, sembra un iPhone, non è un iPhone, e non danno di certo un iPhone. E poi ho preso anche la custodia, però è grande, però adesso lui sta usando questa qui che gliel'ha fatta sua mamma, è una stoffa insomma, e più o meno la grandezza è quella, quindi penso gli vada super bene questa qui, lo protegge un pochino di più. E poi, visto che mi sono avanzati 12 euro, sono stata anche al Prix, mi sono presa i cereali, no, i fiocchi di riso e frumento. Allora ho preso questi qua questa volta,
quindi con i frutti rossi. Già li avevo avvistati, addocchiati, oggi li ho presi. E poi ho preso quelli con la cioccolata soliti. Poi mi sono presa diverse cose, che adesso ho tutto un misto qua e vi faccio il video spesa che è meglio. E niente, faccio video spesa. Ci vediamo dopo. No, e poi devo anche stendere tutta quella roba lì. Quindi buona fortuna a me. Buongiorno, oggi è lunedì. Ieri non ho più registrato perché ho avuto tanto mal di testa e quindi non... A me la domenica pomeriggio, a parte che c'è stato veramente tanto vento in questi giorni e a me il vento porta mal di testa. Diciamo che me la metto via, so che mi fa mal di testa e boh. Però veramente ogni domenica quasi praticamente, anche domenica scorsa che eravamo andati in gita, pomeriggio stavo male. Vabbè, e quindi non ho più registrato niente, anche perché non ero proprio dell'umore. Quindi chiudo adesso il vlog del sabato e domenica e inizio il weekly vlog. Spero che questo vlog di 2 giorni vi sia piaciuto e alla prossima!